Questa mattina un grande evento all'interno delle piazze di Rovigo che celebra l'apertura della stagione lirica del teatro sociale. Siamo con il sindaco di Rovigo, Valeria Cittadin. È un'emozione anche importante per la città colorarsi di questi disegni che decorano le vetrine del centro storico e un'opportunità anche per i commercianti. Sì, abbiamo voluto coinvolgere, dobbiamo dire che la risposta è stata assolutamente positiva, anche il mondo del commercio, collegandolo alla nostra attività, alla nostra meravigliosa attività teatrale, e oggi siamo qui per vedere insieme che grazie agli sponsor dati dalla gioielleria Scoppa e dall'Ottica Toffoli sono state dipinte a tema delle 16 vetrine del nostro centro, appunto col tema legato alla nostra prima, che sarà appunto venerdì prossimo, la Madama Butterfly. E quindi oggi siamo qui per vedere questi affreschi, diciamo, sulle vetrine del centro. Siamo qui inoltre per assaporare dei cicchetti offerti dall'Osteria al Teatro, che è un'osteria storica vicina al nostro teatro sociale, e anche per gustare il nuovo gelato della nostra gelateria Godot al gusto Madama Butterfly. Direi che è una bellissima partenza, è una partenza col sorriso che speriamo sia di buon auspicio, ma lo sarà sicuramente visto che la prima è assolutamente ormai senza posti a sedere nel nostro teatro, quindi siamo felici. Siamo con l'assessore comunale Erika De Luca, che ha innanzitutto ideato questa iniziativa insieme ai commercianti del centro storico. In cosa consiste e si innova ancora questa sinergia importante tra il mondo del commercio e quello della cultura? Esatto, è un obiettivo che abbiamo, al quale abbiamo pensato appunto quest'anno, perché è importante creare sinergia e collegamento, cioè tutti questi edifici culturali non devono rimanere lì fermi, dobbiamo comunque cercare una bella chiave di lettura anche con le realtà dei commercianti, anche perché sono loro che poi procurano cultura e alimentano queste piazze. Ho un obiettivo che è appunto quello di creare sempre di più queste connessioni, questi collegamenti, queste sinergie, ma anche il mio obiettivo era proprio quello di rivestire la città di teatro, perché io penso che il teatro non sia solo un edificio, e per qualcuno purtroppo magari può sembrare solo un bellissimo edificio ma rimanere come tale. Invece, essendo un edificio dove c'è la nostra storia, la nostra cultura, è indispensabile secondo me che ci sia un po' una frequentazione un po' di tutti, quindi dai più grandi ai più piccini, e ci sono tantissime attività, tantissimi laboratori, come avete visto, una sessantina di spettacoli in questa stagione teatrale che coinvolgono un po' tutti, quindi dai più grandi ai più piccoli, insomma le scuole eccetera. Ecco, però l'obiettivo è proprio questo, cioè il fatto di vedere una settimana prima dall'apertura delle porte del teatro sociale, vedere appunto che la gente inizia a prendere domestichezza con questa realtà, inizia a vedere che parte la stagione teatrale e che tutti potrebbero essere lì per vedere quello che è il nostro teatro e soprattutto il bellissimo programma trasversale che è stato ideato.